irritare qualcuno, un legame che si rafforza, quello tra la città di Verona, amministrato dalla Lega Nord, con il Presidente dello Stato italiano. Le iniziative per celebrare il 150esimo, insomma, sono tantissime e vengono elenziate proprio sull'arena di Verona. Che dobbiamo fare il 17 di marzo? Nelle scuole, io mamma sono testimone, hanno già dato per certa il fatto che a casa, insomma, tutti i bambini. Prego, Pizzari. Ma io non festeggerò per diverse ragioni, perché appunto come segretario di Veneto Stato vogliamo un Veneto Stato politicamente completamente indipendente, quindi naturalmente non festeggerò. Sicuramente penso che almeno dal punto di vista scolastico dovrebbero almeno rivedere la storia come è stata insegnata negli ultimi 100 anni. Ho un esempio: l'altro giorno mio figlio alle medie torna a casa dopo che sono andati ad ascoltare uno storico che parlava appunto degli eventi dell'Unità d'Italia, guarda i suoi appunti, inizia l'Unità d'Italia è stata una grande cosa e chi dice il contrario si sbaglia. Sicuramente questi sono dei spunti politici più che storici, perché c'è tanto da rivedere anche proprio per conoscere meglio la storia. Solo il fatto che su 2 milioni di abitanti veneti del tempo, 1 milione, cioè quindi la metà, è emigrata negli anni immediatamente successivi all'unificazione, cioè all'annessione del Veneto all'Italia, dovrebbe lasciare pensare come mai metà della popolazione veneta scappa via per fame subito dopo l'Unità d'Italia. Colpa del Sud, no? No, non è colpa del Sud assolutamente, infatti qua non stiamo cercando di contrapporre, sono scappati anche dal Sud. Sono scappati anche dal Sud, partiamo anche dal presupposto che prima dell'Unità d'Italia il Sud stava economicamente in situazione migliore rispetto a quello che è l'attuale Nord d'Italia, e la situazione è molto complessa. Poi ad un certo punto da Piemonte qualcuno decise che l'Italia doveva essere unita, partirono in tanti per questa immensa missione e così via, ma senza entrare nei dettagli della storia e capire com'era già divisa ai tempi l'Italia. Adesso l'Italia è una, abbiamo una Costituzione e tutto il resto, poi si può essere contenti o meno, probabilmente ai ragazzi sì, qualche dato in più su quella che fu l'Unità d'Italia si può anche dare, ma il 17 può o non può essere festa nazionale, visto che comunque sono 150 anni che nel bene o nel male, volenti o nolenti, quest'Italia è unita? Allora, se gli italiani vogliono festeggiarla, benissimo. I veneti facevano parte dell'Austria 150 anni fa, perché l'annessione è avvenuta 145 anni fa, quindi in Veneto non bisognerebbe festeggiare, anzi dovrebbe essere, appunto per i dati che stavo elencando, cioè della grande migrazione, delle tasse sul macinato, della miseria che ha portato il regno a Sabaudo, non dovrebbe essere festeggiato come un giorno felice, ma un giorno nefasto. La telefonata, pronto, e poi